5.000 mi piace e facciamo un Napoli Creators vs Food. Ciao, benvenuti sul canale Super Allam, siamo qui oggi con un nuovo video e oggi ragazzi si mangia! Godo! Oggi signori vi porto un grandissimo episodio dei migliori salti in bocca di Napoli. Ho fatto un rapido giro sul web, su YouTube soprattutto, non esiste un video sui migliori salti in bocca di Napoli e quindi oggi voglio portarvi con me a scoprire questa prelibatezza napoletana. Esiste anche il salto in bocca romano, ho visto che è proprio un altro tipo di piatto, se non vado errato è un tipo di carne. Fatemi sapere qui sotto nei commenti voi amici di Roma, però io oggi vado a provare il vero salto in bocca di Napoli con vari ospiti e vi chiedo di lasciare 5.000 mi piace per un Napoli Creators vs Food, che deciderete voi qui sotto nei commenti di quale cibo si deve trattare. Iscrivetevi al canale, arriviamo subito a 120.000 iscritti, è tutto gratis. Iscrivetevi qui sotto nei commenti se siete mai stati in uno dei posti che vi faccio vedere in questo episodio. Non perdiamoci in altre chiacchiere, andiamo subito dentro con il primo salto in bocca. Il nostro tour di salti in bocca non poteva che partire dall'Oasi da Baldino a Vico Equense. Signori, stiamo parlando della storia dei salti in bocca qui a Napoli. Fatemi sapere innanzitutto se qualcuno di voi già c'è stato, basta guardare un attimo il paesaggio. Cioè, guardate qui dove siamo. Siamo direttamente sul mare di Vico Equense. Bellissimo, già questo è uno spettacolo e vale il prezzo del biglietto. L'Oasi da Baldino esiste dal 1976. Ho studiato, signori. Quindi stiamo parlando veramente di un pezzo storico. Ma non sono solo. Signori, sono con mio fratello Patrizio Chianese. Ma è bello sul rosmarino. Secondo me è proprio il terreno del mare. Mamma mia, ci fanno dog con rosmarino. Giù mi hai portato a mangiare un grande salto in bocca. Io credo che ti ho portato a mangiare il salto in bocca. Ok. Da quanti anni lavorate qua? Qua sono più di 30-35 anni che lavoro. Avete visto proprio nascere. Nascere È il primo salto in bocca. Dove è nato? il primo salto in bocca è nato qua all'Oasi Salto in Bocca nel 1976. L'anno prossimo facciamo 50 anni di storia. Io e il titolare. Quindi quelli di oggi che sono? Tutte imitazioni, sono tutte come la scarpa che ti devo dire, la Louis Vuitton e fanno l'invitazione. Allora, uno broccoli, salsiccia e provola. L'altro te l'ho fatto con le patate, mozzarella senza lattosio e come facciamo il crudo? Sì. Che cago formaggio, Infatti qua c'è oltre ai salti in bocca, come stai vedendo ci stanno tante altre cose. Stanno i prosciutto a Pisa, stanno i taralli, i formaggi, torrone. 35 euro al chilo. Però guarda che faccia che c'ha. Vabbè sì. Chiodorino. Guarda qua, che panorama! Ah, guarda che friarilla, va! Adesso sii onesto, dici cosa ne pensi. Fa buonissimo. Cioè, rimai stato da Baldino? Una volta. Però mi sono mangiato il classico. Questo è veramente assurdo proprio. Allora, ricordiamo cosa ci sta all'interno: provola, friarilli e salsiccia. Già ci sono solo grazie per un momento così bello. Che cavolo, spettacolo. La pace dei sensi. Signori, è arrivato il nostro momento. Allora, vi faccio vedere innanzitutto come si presenta. Ah, mamma mia, vai giù, guardate qua. Che salti in bocca. Mamma mia, che spettacolo. Allora, ho fatto mettere crudo, patate e mozzarella senza lattosio. Perché loro hanno anche le mozzarella senza lattosio. Allora, vi voglio un attimo dire il prezzo, vi faccio vedere lo scontrino. 19,50 € per questi due salti in bocca e due bottiglie d'acqua. Sarà la media di 7 a testa, più o meno. 7, 4, no, forse qualcosa in più. Aiuto, io vado subito perché tengono a 10 fame. Fa paura. A parte che non avevo dubbi perché io spesso vengo con la mia comitiva di amici e quindi li assaggiamo spesso questi salti in bocca. Di solito prendo il classico con prosciutto e mozzarella, prosciutto crudo, prosciutto cotto. Visto che però sto facendo il video ho voluto registrare un qualcosa di un po' più particolare e sinceramente sono proprio contento che questo video cominci dall'Oasi di Baldino. Ti fa paura? Voto? 10. 10. È il salto in bocca più forte che abbiamo mai mangiato. E considera la mozzarella senza lattosio, Quindi si fosse la mozzarella normale, ma poi mangiarlo così, con questo panorama clamoroso, è un'altra cosa proprio. Ma poi sta facile ai sensi proprio, cioè, devo essere sincero. Buono. Vi dedico un altro morso da più vicino. Se ti è venuta fame lascia like in questo momento. È bello pure il pane, pure la croccantezza, il crunchy, cotto proprio bene. Mocio, guardate qua. Ha già fatto proprio buona a venire. Oh no, ti sei fidato? È normale, come facciamo fide di Giovanni? Un momento così rilassante e tranquillo, ma con Roberto l'ha mai avuto. No, tutti. Questi sono i momenti belli, ragazzi. È unico. Cioè, voglio guardare sta salsiccia. Mi si può un pezzo di salsiccia intera. Mamma mia. È zuccoso. Ma per a Napoli quante cose teniamo, E non le sappiamo valorizzare. Sono proprio fra a livello di cibo. Ricchi. Però facci caso, talmente che è buono.
uno, viene comunque voglia di prendertene un altro. Nonostante magnata, Ti lo sapore, ti trascina. E poi, guarda un buon caso, una ranch a Napoli. Cioè, come cioè, capi con me? Cioè, non è che è nata, dice, a Roma, a Milano, a Napoli. Secondo me in estate qua sopra È bellissimo. spacca. Sì ragazzi, perché noi praticamente stiamo sul terrazzo dell'Oasi, perché puoi stare sia sotto, piano terra, ma potete anche salire sopra dove c'è questo terrazzino. C'è anche una parte interna coperta. Ci abbiamo messo solo, voglio dire, un coppo mare. Mamma mia. E con questo, signori, vi dico che questo è l'ultimo morso. L'episodio dei migliori salti in bocca è appena iniziato. 5.000 mi piace e facciamo un Napoli Creators vs Food. Ci vediamo al prossimo locale dei migliori salti in bocca di Napoli. Andrea, siamo arrivati. Siamo arrivati, questa è Panuozzo. Ma quale panuozzo, Andrea? Salti in bocca. No, siamo dai pazienti di come si dice? Aburghi. No, non ce l'avete, stai dicendo? No. Siamo tornati. Fatti come prima, capito o no? Ok, frate. Andrea, ma sta conferenza chi darà? Ma lo conosci? La conosci? Presentati. Si chiama Andrea Cavo. Ma che presentazione è? Andrea Lombardo. Allora, dici, oggi siamo venuti a provare i migliori salti in bocca di Napoli. Ok. E chi sei tu per... Ok, vabbè, ci sto, vai. Andrea, l'hai convinto subito, Andrea! Ok, allora entriamo subito. Siamo da Pizzeria Samuele Rione Luzzatti. Non siamo soli, c'è anche il videomaker più forte di Napoli, Del mondo. Yak! Andrea, bisogna dire un attimo ovviamente i gusti, come lo vogliamo. Dici il tuo salto in bocca come deve essere. Andrea. Tutto e mozzarella. Asciutto e mozzarella. Asciutto? Ma due salti in bocca, due. Come due, No, Andrea, uno, qual due? Due. Il mio come quello dell'altra volta, perché già l'ho assaggiato, perciò siamo venuti qua. Porchetta da riccia E patate. e patatine fritte. Fa una fungo porcini. Ma quanti salti in bocca metti? No, due, solo due. Voglio mangiare solo due. Solo due, Andrea! Sì, Ma ragazzi. quante persone siete? Due. Una. Dai, giù a... Decidi un gusto. Come si chiama la salsa là? Come si chiama? Giacomo. Jacomo. Come si chiama quella cosa che si mette nella salsa? Come si chiama? Come si chiama? E se non dici cosa, Andrea? Quella salsa. Ketchup. No. Maionese. No. Salsa barbecue. No, Salsa ketchup, salsa curry, salsa burger. Questo no, come si chiama? Quella salsa, come si mette il pomodoro. Ci stai trovando un attimo di difficoltà, Andrea. Come si chiama? La salsa da pomarola. Funghi. No, quel salsa di bocca che non mi piace. salsicce e friarielle, frate. Andrea, facci capire che buono. I funghi. No, come si chiama quella che si chiama? Gesù. Come si chiama? Giù qua. Allora, vuoi il salto in bocca con i funghi? Funghi quello là che mettono il pomodoro. Funghi e pomodoro. Funghi porcini. I funghi porcini. Lì noi ce li abbiamo i funghi porcini, no? Per il nostro Andrea. Ma Come che si chiama? adesso? Quel salsa di bocca buono. La crema di funghi. No, che è mai funghi. Come si chiama? Salsicce e farelle. Vai. Ma ne dai i funghi. Che stai mangiando, Andrea? Gli arancini, ragazzi, assaggiamo con me. Se è buono è un spettacolo. Se non è buono. Mi frugliamo. No, Andrea, ma ancora li assaggia. Andrea. Cavolo, lancio della forchetta. Oh, tu è un spettacolo. Ah, tu giustamente dai anche tu una lettura rapida. Sì, no, Iago. No, Dai, non me la No, Jacopo, non vuoi. No, no, Iago. No. Con questo baffetto da sparbire, Iago, no. Andrea, stai chiappando in bocca? Andrea, fammi vedere come stai senza occhiali. No, chiaro. Allora Andrea, sei carico per questo grandissimo salto in bocca? Sì, ragazzi. Comunque già sei sporco senza aver mangiato Andrea, niente. perché si chiama salto in bocca? Lo salto in bocca. Perché salta? Bocca. Però, Andrea. Comunque sei un genio, Andrea. Sì, ragazzi. Madonna, Andrea. Ma c'ha fatti mangiare, Andrea. È un spettacolo. Andrea, ancora ne mangiamo. Spettacolo, no, Andrea? Mamma mia. Allora, assaggiamo il primo salto in bocca, ragazzi. Bellissimi. Io sulla miniatura del video. Ma che cazzo dici? Non me la snogli, ragazzi. Allora, condimento in diretta, mamma mia. Questo è quello di Jaco, con le polpettine, patatine sulla porchetta. Andrea, devi tutto da patatine. Andrea! Comunque io sono clamorosamente grande. Ripeti. Già ripete, stiamo a scuola. Sono clamorosamente grandi. Allora, questo è quello di Jaco, con melenzane, polpettine, E penso mozzarella. a me porchetta e patatine. Invece quello di Andrea è salsicce e frielli da un lato e poi ci stanno le salsicce con la provola e i funghi porcini dall'altro. Si può fare? Tuffo, ragazzi. Assaggiamo un po'. Allora, Andrea, vuoi essere il primo ad assaggiare? Pigli tu sto nel in braccia.
Andrea, ma questo è sotto ora, cioè. Vai, Vai, accompagnato. Andrea, la mangia tu, che ti serve accompagnare? Lo sa, fratello. Mangi. Oh Andrea, sei rimasto imballato, Andrea. No, perfetto, tutto quello che c'aveva in bocca allora la patatina. Oh, non è lo spettacolo. Andrea, sputato cose in coppa a tutti i salti in bocca. Quindi Bene. un condimento ulteriore. Com'è, Andrea, com'è? È buono. Ok, vabbè, non avevo dubbi. Voto 7. Allora ragazzi, io parto dal presupposto che già sono Ma io non l'hai dato, io non l'hai dato. fatti i fatti tu. Ti sei fatti su i campi 100 anni. Ma sì, me. Signori, vado anche io all'assaggio. Io già sono venuto in settimana, perciò ci sono ritornato perché so che è uno dei migliori. Buon appetito. Vai piano, giù. No, giù no. Clamoroso. Andrea è il migliore che mi hai assaggiato. Sì, ragazzi, sì. Poi venite qua, è troppo buono il sangue in bocca. Dove siamo? Non mi viene giù. E allora non andiamo la gente. Dal paluzzo. Salti in bocca sempre. No, giù, non sto ridendo, bravo. Meglio questo o quello di Manuela? Andrea che passato. Fatto a Napoli. Grazie. Grazie. Ho carmosso, ragazzi. Giù devi dare una capata proprio di quelle tue, proprio pesanti. A pitofo mangio. Con questa posizione. Comunque, ma a parte gli scherzi, dopo ci facciamo dire quanti centimetri è. Questo non è un salto in bocca, questo è vero, pare un panuzzo per le dimensioni. Però salto in bocca diverso da panuzzo. Diciamo le cose come stanno. Vai, ma non A pitofo mangio, a questi pare che stai cagando. Sì, Andrea, cacan coppi scoglie. Dopo che andiamo a mangiare la pizza loca, Ma quando mai? 5.000 mi piace superare, mi posso preparare la pizza cacca. È arrivato il tuo momento, Iaco. Raga, sono carico. Come non mai? Dato insieme, oh, cioè. Vado. Quel tuo è clamoroso, è Fate. proprio bello da vedere pure. Ma non lo metà, bro. Ah, io lo metà. Uno sguardo che vale più di 1000 parole. Eh sì, vado. Yak! Da dove cazzo devo mangiare? No, Jacopo, no. Ma pure se era capate, vero, Iaco? Non è che stai montando sulle video. No, raga. Editi bene anche il salto in bocca. Non ho preso la parmigiana, aspetta. Vai. Mamma mia, bello. È appena fatto, quindi ancora più bello. No, Iaco, ma aspetta, Iaco. Ma fatti l'arriva No, almeno. no. No, ma fatti l'arriva almeno, che ne sai? Vai tu. A pitofo, ci mangiano. È una bomba, ma questa parmigiana accompagna queste patatine in una maniera clamorosa. Veramente clamorosa. Amore sax. Iaco, ti vedo visibilmente provato in senso positivo da questa esperienza culinaria. No, bro. T'ha portato in un grandissimo posto. Non uscivo di casa dal 92 perché non tutti i giorni. Poi questa cosa è una roba clamorosa. Guardate, questa mozzarella insieme alla parmigiana e le polpettine creano una situazione. Devo assaggiare. No, vai. Frate, fidati. No. Pazza, Lo faccio. sapevo era buonissimo. Ha paura, Lo sapevo. La parmigiana, la parmigiana. Ma era- Guarda quanto è unto, voglio. Bello, impregnato. Fra, è clamoroso. Ma questo è assurdo. Con le polpettine. È assurdo. Devastante, raga. Questo qua è devastante. Quello con la porchetta anche è molto molto buono. Anche tanta roba. Posso dire, bella porchetta fresca, tagliata a mestiere. Signori, tra l'altro, da Pizzeria Samuele qui nel Rione Luzzatti, ogni giovedì c'è proprio una serata dedicata al salto in bocca. Siamo visto Maradona, 4 guai di questi. Cioè, questi 3 più un altro così grandi a soli 20 euro. Assurdo. Più bibite e fritture in omaggio. Tutto 20 euro. Venite e fatemi sapere come facciamo di solito. Poi io, com'è il suo sangue in bocca? È un spettacolo. Yak! Allora ragazzi, proviamo un nuovo salto in bocca. Ma già l'hai provato? Oh, ti ha fatto salto in bocca tu, guarda questo. Ma Jacopo, tu fai serio, frate, ma sta a posto. Ho solo sangue in bocca con salsa e farina. Facciamo un annuncio. A tutte le ragazze che seguitemi. A tutte le ragazze che mi seguono, contattatemi su Instagram, Andrò Lombardo. Ma buona. Signori, questa sera siamo da Ciacco ad Aversa, è il paradiso dei salti in bocca. Allora, come vedete, qui ci sono i menù di Ciacco, menù baby più bibita 5 euro, menù Ciacco più bibita 7, menù Ciacco più bibita 8 euro. Ci sono i vari tipi di salti in bocca che si possono fare: Dante, Virgilio, Beatrice, Caronte, Ulisse, Paride, Divina Commedia, Inferno, Paradiso e Purgatorio. Ovviamente, se siete bravi, avete studiato, fatemi sapere qui sotto nei commenti perché ci sono questi nomi e a cosa sono ispirate. Occhio signori. Possiamo anche comporre il nostro salto in bocca. Infatti, come vedete, ci sono le carni, i contorni, latticine, creme e topping. Io già ho in mente il mio. Buonasera.
Bene, allora uno con polpettine, provola e patatine. L'altro invece lo compongo: salsiccia, melenzane sott'olio, insalata e patatine. Saltimbocca presi, signori, eccoli qui. Li abbiamo messi sopra il tetto della macchina. Guardate qua che romanticismo. Allora, questo è il mio. Aiù, è una bestia, guardate qui quanto è grande. Come avete sentito, ci ho fatto mettere melenzane sott'olio, patatine, salsiccia e insalata. Mentre questo è quello di Roberto, che è un po' più semplice, però comunque secondo me sarà molto buono, con provola, patatine e polpettine. Comunque aiù, questi saltimbocca, cioè sembrano più panuzzi che saltimbocca, come gli altri che abbiamo visto. Cioè sono immensi. Begli episodi stiamo registrando, eh. Allora, io non mi perderei in altre chiacchiere e comincerei subito a mangiare. Ciacco si gira. Uno. Vai patatine. Effettivamente è molto buono, quindi meritava anche Ciacco di essere annoverato tra i migliori saltimbocca di Napoli. È diventato conosciuto negli ultimi tempi, soprattutto a livello social. L'unica cosa che non troppo mi convince sono le patatine all'interno, non le sento freschissime, sincero. Come vedete io dico sempre la verità, qualsiasi cosa faccio e qualsiasi cosa vado a provare. La salsiccia com'è? È buona, però sto perdendo te patatine. Tutto il resto è buono, l'insalata è fresca, le melenzane sott'olio fanno paura. Mi sono composto un bel saltimbocca, devo essere sincero. Ma come già fa per non pagare il coso in terra? Di tutto. Bello, voglio registrare questi video, è una goduria immensa. Oh, però il crunchy, occhio alla croccantezza, signori. Hai sentito tutto? Il crunchy qua. Le patatine, come hai detto, si vede che non sono fresche. La polpettina qua devo acchiappare sotto al dente. Bravi, chiudo pure l'occhio proprio per innamorarsi del panino. ancora non c'è la polpettina. Oh, però ho visto la provola bella filante. Però come a me predominano le patatine. La secchezza si fa sentire, anche perché non ho messo nessuna salsa che possa, diciamo, ammorbidire il tutto. Le chiappate sta polpettina o no? Appena capito. Polpetti? Non c'è mai la polpettina. Buona. Ci sta. Però voglio da provare. È una novità, Ciacco. No, comunque qua sto accusando malamente. C'è sta cadenetta cosa intera, ma come ce la fa? Ma pure la bocca di cadene. Ma come ce la fa? E devi mangiare con la bocca chiusa. No. Perché devi parlare mentre mangi. Sì. Sei pure affogando. No, ma non ce la fa. Ma non so io, No. perché stanno appoggiati sopra. Non sai mangiare. Non cazzo mangiare. No, perché mi metto una patatina. È perché tiene la provola e tiene la zaccata invece no, non la tenga la provola. Sto perdendo solo patatine. Oh, però il fatto che ce lo stiamo divorando mi fa capire che comunque è buono. Non è caduto. Godo! Ma mi ha fatto un cesso, candele. Al di là del fatto delle patatine, però voglio essere onesto con voi. Con la patatina fresca questo salto in bocca è un'altra cosa proprio. Perché comunque il pane è bello. No, il pane è proprio bello. È ben cotto, il salto in bocca sotto, Croccante. è croccante, è il crunchy, l'insalata è fresca, la polpettina è buona, la provola è buona, c'è tutto quanto. Però la patatina c'ha qualche ora in più, c'ha qualche ora di troppo. Come avete visto dal menù, questi salti in bocca ci sono venuti a costare 7 euro a salto in bocca, perché abbiamo fatto il menù salto in bocca più bibita. Ho giocato l'acqua naturale perché stiamo a dieta. Comunque ho fatto bene a mettermi le melenzane sott'olio, perché la melenzana sott'olio, non avendo il latticino, ha spugnato tutto l'olio. L'insalata la tengo pure in coppa a macchina, com'è possibile? Poi adesso ci credete che mi piace, praticamente è rimasto niente, ne è rimasto. Tanto un po' che salsiccia. Ma c'è pure tunnello. Adesso scopiamo, signori. Cioè, nel senso spaziamo. Salti in bocca ufficialmente finito. Ho goduto da pazzi. E adesso fatemi sapere qui sotto nei commenti se siete stati almeno in uno di questi 3 posti. Vi leggo e vi lascio un cuore. E finisce qui quindi questo video, questo nostro tour culinario tra i salti in bocca migliori di Napoli. Fatemi sapere se vi è piaciuto. Fatemi sapere se avete mai assaggiato uno di questi salti in bocca o se preferite altri posti dove fanno i salti in bocca che io non ho menzionato. Lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale che è gratis e noi ci vediamo in un prossimo video. E ciao!